Quinta corsa dal Savio, un invito sul miglio. Ritirata Cleopatra CAF, sono 6 al via, Can dei Greppi, Capoclasse Italia, Capitan Cash LP, Briccone Bello, Zarvic Blessed, Attic DL. Proprio Attic DL il più appoggiato, sotto la pari l'allievo di Manuel Pistone, che si avvia però con il numero 6. Alternativa principale Capoclasse Italia, numero 2, macchina che accelera e in avvio la velocità di Capoclasse Italia, attaccato da Attic DL. Attic DL insiste, veloce anche Can dei Greppi. Can dei Greppi in vantaggio, Capoclasse Italia all'esterno, tiene in terza ruota Attic DL che insiste nella sua progressione, ma Capoclasse Italia riesce a prevenirlo e ad anticiparlo per cercare di sfilare in testa. Can dei Greppi lo fa spendere e il primo quarto di gara se ne va in un veloce 28,3, ma Capoclasse Italia sfila e all'esterno è rimasto l'avversario principale, vale a dire Attic DL. Lungo la corda c'è Can dei Greppi, più indietro Capitan Cash LP che precede Briccone Bello, Zarvic Blessed per corsie esterne direttamente in schiena ad Attic DL. Intanto i 600 se ne sono andati in 43,9 e ora ulteriore rallentamento davanti alle tribune, 58,8 con 14,9 però di parziale questa volta. Mantiene quindi il ritmo sostenuto Andrea Farolfi con Capoclasse Italia. Attic DL sempre per corsie esterne, lungo la corda c'è Can dei Greppi, poi Capitan Cash LP, Zarvic Blessed fuori una seconda pariglia, il chilometro se n'è andato in 1,13,8 con Capoclasse Italia che mantiene una lunghezza di margine su Attic DL quando siamo al paletto dei 400 metri finali. Lungo la corda cerca di rimanere in quota Can dei Greppi, poi Zarvic Blessed che si è avvicinato ed ora è direttamente in schiena Attic DL. Completamento della curva conclusiva, ingresso in retta d'arrivo, si presenta Capoclasse Italia in vantaggio, attaccato nuovamente da Attic DL, poi a centropista Zarvic Blessed, finale con Attic DL che si avvantaggia, attaccato da Zarvic Blessed. Attic DL e Zarvic Blessed sul traguardo, i due vicinissimi con al terzo Can dei Greppi, 1,13,3 ragguaglio conclusivo e retta d'arrivo da rivedere con Attic DL che piega di forza Capoclasse Italia, ma deve vedersela con Zarvic Blessed che nel finale probabilmente riesce a mettere qualcosa davanti all'avversario. Rivediamo le immagini conclusive con Zarvic Blessed che passa di precisione, ma chiaramente su Attic DL al terzo posto Can dei Greppi. La vittoria quindi per Zarvic Blessed, la seconda a seguire per l'allievo di Holger Elert guidato da Roberto Vecchione per conto della scuderia Furia SAS. Ha stracorso sicuramente Attic DL, ma da opportunista Zarvic Blessed è venuto a piegarlo a fil di palo. Rivediamo le immagini finali, il cedimento di Capoclasse Italia, Zarvic Blessed che passa di precisione al terzo posto Can dei Greppi.